Per 7 imprese venete su 10 la luce in fondo al tunnel della pandemia si vedrà solo nel 2022, almeno per il mercato italiano. Prima sarà difficile parlare di ripresa. Questa è la prospettiva tracciata dall'ultimo sondaggio della Fondazione Nord-Est alla fine di un anno drammatico che fotografa un Veneto in chiaroscuro, per usare le parole del presidente regionale di Confindustria Enrico Carraro. Ci sono aziende che stanno andando molto bene e aziende invece che avranno difficoltà, e vedremo che il 21 sarà un anno transitorio, ma ne riparleremo di una ripresa più generalizzata nel 22. Imprenditori che bocciano la gestione della pandemia da parte di governo e Unione Europea, mentre promuovono l'azione delle amministrazioni locali e della regione, con lo stesso Carraro che solidarizza con Zaia per le intimidazioni ricevute. Mi ha un po' turbato questi attacchi che sono stati portati in questi giorni al presidente Zaia. Secondo me anche la politica in questo momento ha bisogno veramente di calma e lucidità. Più in generale, alle istituzioni di imprenditori veneti chiedono sostegno alla liquidità e agli investimenti, flessibilità del mercato del lavoro e una nuova programmazione. Ritornare un po' così a ricostruire questo territorio che ne uscirà, ma anche ne uscirà completamente oppure in parte diverso.